Infatti suo padre ha allenato per diversi anni la squadra nazionale di completo. Ha iniziato la sua attività presso il famoso cavaliere austriaco Ugo Simon. Barbers è un castronebaio di 10 anni di origine olandese. Da come sta organizzando penso che attaccherà la gara, anche perché il suo calo migliore è Let's Go, che monterà nel Gran Premio sicuramente. Vorrei contraddirti, mi sembra abbastanza blando adesso. Sì, infatti è partito per fare questa girata, ma anche se adesso accelera non penso che arriverà, sicuramente non arriva a prendere Luciano. No, qui Campagnaro aveva proprio girato a mano sinistra in un modo davvero veemente. Comunque sta girando molto stretto, ma guardando un po' gli intertempi mi sembra che qui ha stretto molto. Qui Può essere troppo tardi, ha ripreso e anche c'è errore. Luciano Campagnaro vince il premio Parmalat categoria tempo, secondo successo azzurro dunque nella seconda giornata del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena, dopo la vittoria di Filippo Moyerson nel premio Viminale, il bis concesso da Luciano Campagnaro. Applausi comunque per l'olandese Roelof Briel su Bolworth Barber, che conclude con 4 penalità nel tempo di 63,20. Dunque vittoria per Luciano Campagnaro nel tempo di 60,40 su Yokohama Hemeli. Al secondo posto è Michael Whittaker per l'Inghilterra, 60,88, e poi, se l'aritmetica non mi inganna, dovremmo trovare per la Svizzera Leslie McNaught Mandley in sella Curtis, 61,74. Vediamo anche la fase conclusiva cruciale del percorso del cavaliere olandese, ed ora pregherei il regista Roberto Gambuti, se è possibile, di riproporre il percorso di Luciano Campagnaro. Penso che il nostro tecnico stasera sia più contento, perché stamattina ci ha ripreso un po', perché qualcuno ha montato un po' troppo come un budino, ci ha proprio detto. Voleva più concentrazione. E in che lingua si è espresso? Pudding ha detto. Per cui, pudding. In inglese. In inglese. Nella prima poi Filippo ha vinto, nella seconda siamo secondi, terzi e quinti, qui vinciamo di nuovo, per cui penso che oggi sia soddisfatto. Allora, ricapitoliamo quanto di buono hanno fatto gli azzurri. Nella prima giornata un quarto posto del qui presente Emilio Puricelli su Pasciò di Madonna, il premio delle Azalee, quinto posto per Loris Pugliatti, sesto per Valerio Sozzi. Nel premio comune di Roma, assessorato allo sport categoria a barraggi, il terzo posto di Guido Dominici su Home Guard, poi ancora quarto Emilio Puricelli nel premio Pincio categoria a due fasi su Dunia. Oggi il concorso ippico si è colorato di azzurro. In apertura di giornata successo di Filippo Moyerson su Loro Piana Icon, cavallo nato e allevato in Italia nel premio Viminale categoria barrage, con l'ottavo posto di Loris Pugliatti, che si era qualificato per il barrage, un barrage a cui avevano diritto 13 binomi, 2 italiani. Nel premio Campidoglio categoria libera scelta del percorso, il secondo posto di Roberto Arioldi su Loro Piana Orchidea della Florida, il terzo di Massimiliano Baroni su Idea. Ed ora la vittoria di Luciano Campagnaro nel premio Parmalat categoria a tempo, una vittoria ottenuta in sella a Yokohama Emily. Diamo il tempo a Roberto Gambuti di cercare il percorso di Luciano Campagnaro, il baffuto cavaliere azzurro che si è imposto. Io ringrazio Emilio Puricelli per la sua collaborazione e naturalmente gli formulo i migliori auguri per il premio Roma di domani e soprattutto per la Coppa delle Nazioni di sabato, una Coppa delle Nazioni per cui il tecnico Hank Noren farà la sua scelta, effettuerà l'esclusione di uno dei 5 cavalieri
proprio domani dopo il Gran Premio Roma. Intanto classifica ufficiale della categoria a tempo che abbiamo seguito: al primo posto Luciano Campagnaro, al secondo Michael Whittaker, al terzo Leslie McNaught Manley per la Svizzera, al quarto George Lindemann Jr. per gli Stati Uniti. Sentiremo ancora una volta l'inno nazionale. Intanto Roberto Gambuti ci ripropone il percorso netto di Luciano Campagnaro. Abbiamo la possibilità di sottolineare i momenti in cui il cavaliere italiano ha avuto fortuna, però una fortuna, lo ripeto ancora, abbondantemente meritata, perché fin dai primi tempi di galoppo il nostro alfiere si è dato da fare, ha spinto sull'acceleratore tenendo d'occhio il miglior tempo fino a quel momento, quello di Michael Whittaker. Questa è la fase risolutiva del tracciato, il momento in cui Campagnaro va ad affrontare prima la triplice su fosso e poi la gabbia. Vedete, c'è un brivido all'elemento di ingresso, restano da saltare ancora un passaggio di sentiero rustico, guardate la curva a mano destra repentina, poi avventurosamente verso l'ultimo ostacolo parte grande Luciano Campagnaro, ma la sua foga, la sua grinta è premiata con la vittoria finale. Ci voleva davvero, e vorrei commentare, mentre il regista Gambuti torna in diretta in fase di premiazione mostrandoci il primo piano di Luciano Campagnaro, vorrei commentare questa vittoria azzurra con il capo equipe azzurro Lallanovo. Allora, dopo i piazzamenti di ieri, due vittorie ed altri piazzamenti che lasciano ben sperare, anche se non si trattava di gare grosse, però possiamo dire che lo stato di forma di cavalli e cavalieri è più che accettabile. Sì, diciamo che abbiamo vinto più o meno le gare dell'anno scorso, con l'unica differenza che quest'anno dietro abbiamo dei signori che si chiamano Whittaker e così via, quindi penso che sia una gran bella giornata oggi. 3 cavalli italiani nei primi 3 posti, 2 vittorie, penso. Un attimo, rispettiamo l'inno, continueremo dopo il discorso. È stato troncato un po' repentinamente questo inno, però sì, devo dire che abbiamo talmente tanta voglia di sentircelo suonare che almeno potevano farcelo sentire che tutto. smette sempre troppo presto. Lo sentiremo ancora in questi altri giorni di gara, oppure le cose diventano ovviamente difficili? La vittoria è sempre anche un po' frutto del caso. L'importante è che noi continuiamo a essere nelle prime posizioni e che tutte le volte i nostri cavalieri entrino con la possibilità di vincere, questa è la cosa più importante. Vediamo ancora le fasi di premiazione. Luciano Campagnaro alla ribalta nel concorso ippico internazionale romano, a seguire dopo il successo di Filippo Moyerson nel premio Viminale. Campagnaro è nato nel 1956 a Bassano del Grappa, Yokohama Emily, con la quale si è imposto in questa categoria a tempo, è una femmina dal mantello baio di 12 anni e di origine belga. Il rilassamento, la soddisfazione dopo la tensione della gara, e vedete che il battuto si chiama Michael Whittaker e Gambuti ci ripropone proprio l'ultimo ostacolo. L'abbiamo definito un po' avventuroso, ma guardate la grinta. Ma direi che ha vinto la categoria assolutamente lì, perché dal penultimo ostacolo ha deciso per quella soluzione e ha rischiato la partenza. Pensate cosa sarebbe successo se la cavallo non avesse accettato questa partenza così grande. Del resto era l'unica soluzione che aveva a questo punto. Ricordo il suo tempo, che è di 60 e 40, quello di Michael Whittaker di 60 e 88. Senza quella partenza certamente non avrebbe vinto. Abbiamo ancora, diciamo che Luciano Campagnaro è stato uno dei cavalieri che immediatamente ha premuto sull'acceleratore, perché anche ieri ha fatto errore all'ultimo ostacolo, ma aveva già il terzo tempo ieri, quindi ci ha riprovato. I più duri, critici, più severi diranno che si tratta di gare piccole e che
il valore effettivo di un'equipe si misura il giovedì con il premio Roma, il venerdì con la prova spettacolare, anche se non proprio veritiera in termini tecnici di potenza, e poi il sabato con la Coppa delle Nazioni. Però non roviniamoci una bella festa. Sono d'accordo su quanto riguarda il Gran Premio, la Coppa delle Nazioni, la potenza un po' meno. Comunque cominciamo a festeggiare oggi e vediamo se magari ci riesci a festeggiare anche fra un paio di giorni. Io personalmente mi faccio portavoce degli appassionati che reclamano una prova di potenza ad alto livello. Io capisco che ci siano delle difficoltà per quanto riguarda il reclutamento di cavalli specialisti di questo tipo di prove, però non bisogna neanche sottovalutare le esigenze del pubblico, alludo a quello non propriamente addetto ai lavori. Intanto anche la coppa per i cavalieri piazzati alle spalle di Luciano Campagnaro. Siamo in chiusura di collegamento, vi ricordo l'appuntamento per domani, ringrazio Lallanovo, appuntamento a domani per il Gran Premio Roma su Rai 2, è tutto dal campo ostacoli di Piazza di Siena, auguro a tutti la più cordiale buonasera.